Oggi è una giornata importante, è una giornata del fare, della realizzazione. Questa volta non siamo qui ad inaugurare un processo, ma siamo qua a inaugurare proprio la operatività. È pronto, è fatto. Dovete sapere che questo depuratore ha una lunga storia, abbastanza complessa. Ma la cosa più bella è che noi siamo arrivati all'obiettivo, ad avere un'eccellenza che poi lo potrete vedere, lo potrete ammirare e magari farvelo spiegare proprio nei tecnicismi, perché qui si parla veramente di qualcosa che va oltre il classico depuratore. Questo depuratore, che apparentemente vediamo un palazzo che sembra un palazzo normale, in effetti non è così, è un palazzo che contiene delle apparecchiature, degli strumenti che servono per depurare le acque reflue del territorio della città di Rapallo e non solo. Un'opera importantissima per la città di Rapallo e per il territorio confinante, avrà delle ricadute importanti, positive a livello così di ambiente, per il bene appunto della collettività di tutto il Liguria. È un impianto strategico per tutto il territorio, un impianto che fa uscire questo pezzo di Liguria dalle infrazioni europee che costano molto denaro e oltretutto ovviamente non portano buona fama al territorio. Un impianto modernissimo che, come vedete, non segnala la sua presenza in nessun modo alla zona che lo ospita. È un investimento davvero importante di cui siamo molto contenti. È un impianto costruito in modo compatto con tecnologie innovative per ridurre gli spazi e che consente la gestione di volumi di acqua estremamente grandi per una comunità che oscilla così tanto in termini di numero di abitanti dalla stagione estiva a quella invernale. È un impianto importante fatto con il consenso e con il rapporto con le comunità e che si inserisce benissimo nell'ambiente. Si tratta di un tassello molto importante in un percorso che Città Metropolitana ha iniziato 5 anni fa, dove ci siamo trovati con delle infrazioni comunitarie importanti e lì è iniziato un percorso, ovviamente con il supporto e la partecipazione dei sindaci, per trovare le localizzazioni più idonee, e questo Rapallo è il primo dopo Recco che riusciamo a inaugurare e che ci dimostra come con una sinergia importante fra le istituzioni, i territori e il gestore si possa arrivare a dei grandi risultati e raggiungere l'efficienza e l'efficacia del sistema depurativo come tutte le grandi città devono avere, soprattutto dei territori a vocazione turistica come quello della nostra regione.